Le due città ovali per antonomasia di fronte al Fattore di L'Aquila, il cuore nero-verde e il cuore rosso-blu, ovvero Rugby L'Aquila, FMCZ, Rugby Rovigo Delta. Buon pomeriggio signori, benvenuti a questo 12° turno del campionato d'eccellenza, una sorta di terza coda fra i rosso-blu polesani, terzi in classifica con 41 punti, e i giocatori aquilani, il team nero-verde abruzzese che a 5 punti detiene il penultimo posto in classifica. Ricordiamo l'Aquila in 14 uomini, l'ok per Marco Frati, la spinta di Rovigo, la spinta di Rovigo, la spinta di Rovigo, chiara la supremazia rodigina, pallone che non serve più perché l'arbitro Meconici, signori, abbiamo preso la decisione giusta e meta tecnica Rovigo quando siamo giunti al 19° del primo tempo. Stefan Basson trasforma per cui il 7-0 per Rovigo al 19°, intanto parte Bonifazzi. È troppo stretto, chiude troppo, un po' più di tranquillità il match. Jeff Montariola alla presa, Matteo Marancolo va in mano, il sostegno dei giocatori rodigini, va giù il raggruppamento, pallone a terra, c'è un vantaggio per Rovigo, con Matteo Ferro che prova a spingere, fermato dai giocatori aquilani Marco Frati, l'inserimento di Lucio Rodriguez al largo per Stevie Bortolussi che sul primo footwork sembrava aver lasciato sul posto il proprio compagno, poi non è riuscito a prendere l'intervallo. La finta era stata buona, poi gli è mancato quel guizzo che lo portasse oltre la linea del vantaggio. Però c'era un vantaggio comunque di Rovigo che gioca immediatamente alla mano, vediamo cosa succede, e c'è la meta di Rovigo. Purtroppo questa azione ha preso di sorpresa anche il cameraman, parte Bassone al piede. Infila l'H, 14-0 per la FMCZ Rugby Rovigo Delta, qui al Fattore di L'Aquila. Ancora mediano di mischia. Per Poretti. La corsa del centro fermata da Rovigo. Attenzione, Riera trova un buco, il mediano di mischia argentino, e va a segnare la meta. Vediamo Bonifazzi se trasforma. Così è. Per cui 14-7 del Rovigo qui all'Aquila. Matteo Maran, impostazione del drive. Cerchiamo di avanzare. Avanziamo, andiamo dentro, vediamo con chi? Con Luke Mahoney, quindi è il capitano ad aver segnato questa meta. Purtroppo non entra la trasformazione di Stefan Basson, per cui il risultato resta fermo sul 19-7. E completa Jeff Montariola alla presa, centralmente. Cerca di avanzare Rovigo. E c'è meta tecnica per Rovigo. Sospiro di sollievo in casa rossoblu, quarta meta. Obiettivo raggiunto per la squadra di Pippo Frati, anche con i 2 punti di bonus, quindi 26-7. Di certo non è stata la partita più bella dell'anno, anzi, che adesso la vede avanti di 19 punti, 26-7. Non fa opposizione l'Aquila sul saltatore e sul tentativo di drive. C'è un in avanti purtroppo per Rovigo e finisce qui il match con la vittoria della FMCZ Rugby Rovigo Delta sul Rugby L'Aquila per 26-7. L'appuntamento è sabato prossimo allo stadio Mario Battaglini per il big match contro il Cammi Calvisano.